Bentrovati a Brescia in tavola, anche oggi siamo al Foro, qui in Piazza del Foro, e siamo in compagnia della signora Alina. Sì, signor Carlo, buongiorno. Bene, signor Carlo, signora Alina, mi piace questa cosa. Senta Alina, l'età non gliela chiedo ovviamente, ma le chiedo almeno così di farsi conoscere. Lei è di Brescia, conosce la nostra città? Abito a Gussago, vengo dell'origine, sono dall'Ucraina, però da tantissimi anni che vivo qui. Quindi ormai insomma un po' bresciana d'adozione. Bresciana, ma anche un po' la cadenza ce l'ho. Senta signora Alina, lei di che si occupa? Sono Augustmeister. Che fingo di capire cosa ha detto, ma non ho... Mi occupo della sauna, del bagno turco e della spa in generale. Pensi che avevo capito Ghostbuster, io penso un po', lasciamo perdere. Sì, quando siamo tutti in mezzo al vapore. Simpatica la signora Alina. Senta Alina, e con la cucina bresciana, lei con la cucina in generale, magari anche piatti tipici delle sue zone, insomma... Mi piace molto sia cucina ucraina, anche cucina italiana, è buonissimo. Sì, ma ci sono dei punti in comune, non credo più di tanto. Sì, tipo le stufati, come spezzatini, tutte queste cose. La pasta non lo sappiamo fare, ecco, quindi... Neppure tutti noi lo sappiamo fare bene, però ovviamente insomma qui sicuramente è più di tradizione. E quali sono i piatti che lei preferisce della cucina bresciana, signora Alina? Stracotto d'asino. Lo stracotto d'asino. È buonissimo. Ma veramente, guarda, alle volte lei lo sa cucinare a casa? L'ho tentato ma non mi viene come deve venire. Anche le lasagne sono molto buone. Serve l'asino, gli asini? Beh, quelli si sono sempre mariti, fratelli in giro. Va bene, allora signora Alina, guardi, la ricetta di oggi, di questa puntata, sono gli uccellini scappati, ok? Che non c'entra con la cacciagione, insomma, ed è un piatto tipico, insomma, di provenienza della Valle Trompia. Adesso io le dico gli ingredienti di questa ricetta e lei, Alina, così in assoluta tranquillità, mi dice se secondo lei sono presenti oppure no, ok? Allora, pomodori secchi? No. No, brava. Lonza di maiale? Sì. Ovvio, vede, senza suggerimenti. Lardo a fette? Sì. Giusto. Funghi champignon? Sì. No, non ci sono. La salvia? Sì. Sì. Il burro? Sì. Lo strutto? Sì. No, lo strutto non c'è. Il sale? Sì. Sì. Beh, se l'è cavata bene. Signora Alina, tante cose belle, e se aprirà mai un ristorante noi verremo a gustare. Intanto ne approfittiamo magari per qualche massaggio, per un po' di sauna, un po' di relax. Sì, buon vivo. Iniziamo. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, spiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Ed eccoci qui, Alina, hai capito? Non è proprio della Valle Trompia, Alina. Non proprio, lì vicino. Più a est. Ciao che più a est. Vabbè dai, però sei bravissima, è stata bravissima, sei prestata al simpatica. nostro gioco che introduce le nostre ricette che vi raccontiamo adesso. Va bene, allora avete visto che abbiamo giocato con gli ingredienti degli uccellini scappati, gli usini scappati. Perché abbiamo detto della Val Trompia? Perché di per sé questo piatto è tipico della Valle Trompia, poi è un po' patrimonio comune della città e di tutto il resto della provincia. Vabbè, usini scapace o usei scapace perché in realtà non ci sono, non c'è selvaggina, no, assolutamente non ci sono uccelli veri, ma è un piatto tradizionale bresciano, sono dei rotolini, gli involtini, sì. Per è come l'idea dell'uccellino che scappa, no? Esatto, sono fettine di carne, di vitello, di maiale, nel nostro caso abbiamo usato delle sottili fette di lonza di maiale e avvolte in pancetto salvia. Peraltro noi abbiamo aperto questa salvia, emana un aroma, un profumo molto intenso, buonissimo, molto intenso, e arrotolate, rosolate, e che evocano in qualche modo l'idea degli uccellini che scappano come leggenda popolare, perché pare proprio, Federica, che il nome derivi dal fatto che quando la battuta di caccia era andata male, sappiamo che anche la Val Trompia, soprattutto la Val Trompia, è zona davvero di assidui cacciatori, non calciatori, molto appassionati, e quindi quando la battuta di caccia non era delle migliori e non si tornava a casa con la selvaggina, si usava la carne per mettere comunque in tavola appunto gli uccellini
fuggiti, scappati. Capace. Vabbè, allora è molto semplice. È semplicissima, sia questa negli potresti ingredienti. farla anche tu. Sì, Io questa ho occhi infatti chiusi, tu occhi molto aperti, ma Ti sì. la fai, la cucina anche tu, la prepari questa, Federica? Sì, è semplicissima. Si arrotola, si Ci fa. vogliono, Dai, esattamente. vediamo adesso gli ingredienti, dai. Allora, fettine di lonza di maiale o vitello, poi Sì. insomma, esatto. Sottili. Avremo delle fettine di lardo, della salvia, Sì. del burro, del sale e degli stuzzicadenti. Gli stuzzicadenti per Semplicemente. chiudere appunto. Esatto. Poi c'è qualcuno che li avvolge una volta La preparati pancetta. la pancetta Sì, è una variante per dar renderli più sapore, per renderli più morbidi. saporiti, esatto. È Già vero, anche noi così con la pancetta. a mio avviso sono saporiti ma restano un attimino più delicati. Mentre con la pancetta il sapore è più deciso, Beh, chiaramente. caspita, però il lardo all'interno, la pancetta all'esterno, Sì, poi i grassi aumentano un attimino, anche però la insomma cottura. sicuramente il sapore è molto più deciso con la pancetta. Ok. Vabbè, comunque insomma Comunque una bombata. dovremo prendere le nostre fettine di Sì. carne, le batteremo per farle rimanere un attimino più sottili. sottili. Al suo interno stenderemo una fettina di lardo e una fogliolina di salvia. Le arrotoleremo su se stesse e le fermeremo con uno stuzzicadenti. Con lo stuzzicadenti. Nella nostra padella metteremo un pochino di burro, un pezzettino di burro, la faremo rosolare. Al suo interno metteremo i nostri involtini che piano piano cuoceranno, magari li giriamo un paio di volte in maniera tale che cuociano bene sia sopra che sotto, essendo arrotolati è un po' più difficile la cottura, ma comunque veloce. Ecco, attenzione a non scottarsi. Bravissimi. Se volete prendere i rotolini con la mano dallo stuzzicadente, attenzione a non toccare la padella. Esattamente. E soprattutto quando si mangiano, attenzione allo stuzzicadente comunque. Allora, Però questo è bello- ben visibile, ecco. fatelo ben Coloratelo. visibile perché è un attimo. Perché c'è chi magari poi vuole risparmiare sullo stuzzicadente e ne usa metà, lo nasconda al suo interno e poi chi si trova a Non mangiare- fatelo mai, non fatelo mai. Chi si trova poi a mangiare l'involtino, l'uso di scapparsi, si trova pure lo stuzzicadente nel palato. Esattamente. E non è una bella cosa. Beh, avete capito che è una ricetta davvero molto semplice, l'abbiamo detto originale dalla Valtropia, Sì. ma davvero si fa ovunque. È semplicissima, Ovunque, molto gustosa, poi è veloce. Molto veloce, Sì. Capita di farla spesso te? Beh, non così spesso, però. Tu che insomma, usi? sì. Vitello, lonza? Io la lonza. La lonza? Sì. Sa te ama? Costa un pittino meno? Ma sì, è più economico, ma oltre ad essere più economico mi piace. Usi la meno pancetta asciutto. tu? Il lardo? Io uso il lardo, Ah. la salvia e. Anche la pancetta sì, esterna? e poi faccio la polenta. A polenta che raccontiamo qui a Brescia in tavola. Va bene, allora vi è piaciuta? Speriamo di sì. Avete visto che è davvero molto semplice nella sua realizzazione e basta. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi diamo appuntamento alla prossima ricetta qui a Brescia in tavola. Ciao, Ciao, arrivederci. grazie. Bontà, ma che bontà, piace al sindaco e al sagrestà, tu caso un sei e tutto il resto, e cos de via, tutto a posto.